Bentornati carissimi spettatori meteo, si sta per avvicinare quella che è la svolta per quanto riguarda il ritorno delle nevicate e ovviamente dell'inverno. Attorno all'Immacolata ovviamente avremo questo scenario da confermare, ma appare già un'ipotesi che si sta alzando sempre più, mancano 5 giorni e ovviamente. Ecco qui le previsioni nel corso dei prossimi giorni, già mercoledì come vedete rinforza un pochettino la pressione al nord, quindi tornerà anche del tempo più stabile, meno instabilità comunque sul resto delle coste tirreniche e avremo azione di un minimo depressionario ma davvero molto piccolo che porterà dei fenomeni soprattutto come vedete su tali aree e quindi la Sicilia che vedrà colpito soprattutto il versante tirrenico e ovviamente qualche fenomeno che continuerà ad agire in parte anche sulle Marche e su parte della Emilia Romagna. Avremo a questi settori un po' coinvolti, locali fenomeni si verificheranno comunque anche sul resto del sud, ma veramente passeggeri. Si verificheranno delle prime precipitazioni per questo minimo depressionale, le abbiamo già avute anche nella giornata di martedì, ma che si andrà ad approfondire sempre più, come vedete giovedì, quando avremo forte maltempo su tutto il sud Italia e compresa anche la Sicilia per questo minimo posizionato proprio al di sotto dell'isola, che porterà quindi dei forti fenomeni diversi invece ovviamente al nord, dove avremo sì un clima un po' più freddo con un calo termico deciso e per una pressione delle Azzorre come vedete sull'Europa occidentale, tempo stabile, soleggiato, qualche sottile stratificazione, ma per il resto come vedete i fenomeni si concentreranno su tali settori. Ovviamente la Sicilia, nord della Sicilia più colpita, così come anche sulla Puglia. Per il resto ovviamente soprattutto per quanto riguarda il nord non avremo fenomeni, tempo veramente bello e soleggiato. Per quanto riguarda la giornata di venerdì avremo della prima neve a bassa quota che riuscirà a spingersi causa un flusso da nord-ovest che colpirà le Alpi, ma le Alpi fungeranno da scudo ovviamente e non ci sarà nessuna possibilità per creazioni di perturbazioni sul nord, un aumento della nuvosità al mattino, ma per il resto sarà una giornata stabile, più fredda ovviamente per le regioni del nord, mentre ovviamente le nevicate a bassa quota si verificheranno ovviamente sul nord dell'Europa e avremo attenzione questo piccolo minimo depressionario che si avvicinerà sulla Francia e la Gran Bretagna. Questo sarà quel minimo depressionario molto potente in grado di verificare una forte fase di maltempo per quanto riguarda la giornata di sabato e di domenica sull'Europa centrale, e questa ovviamente verificherà, attenzione, una forte fase di maltempo. E andiamo subito a vedere perché come vedete questa depressione creerà nevicate molto forti soprattutto sulla Germania fino a quote di pianura, pensate, e attenzione perché se questo minimo ovviamente dalle proiezioni si posizionerà in questo modo più in basso e verso ovviamente la catena alpina, riuscirà ad entrare a partire dalla porta del Rodano e di conseguenza sul Mar Ligure per formare una piccola depressione in grado di portare piogge a partire proprio dalla Toscana, dall'Alta Toscana, e ovviamente anche delle precipitazioni nevose a quote di collina ovviamente sul nord-ovest verso nord-est, e quindi si verificheranno delle precipitazioni a partire tra le 18 di sabato e ovviamente a mezzanotte. Questa è la proiezione che trae il modello europeo che verifica ovviamente questa intensità dei fenomeni che si verificheranno anche lungo il versante tirrenico fino ovviamente alla Campania. Tutto questo da verificare, ovviamente da confermare, ma questa è davvero una visione molto interessante. Per la quota neve ovviamente bisogna riparlarne perché al momento è una quota neve ancora che può subire delle variazioni. Al momento tra i 400 e i 700 metri di quota, ve lo ricordo, per quanto riguarda il nord. Daremo ovviamente delle conferme, degli aggiornamenti in merito nel corso dei prossimi giorni, nei prossimi aggiornamenti. Seguiteci sempre.